Dare una soluzione al prolungato commissariamento della provincia di Belluno è urgente perché la situazione non è più tollerabile. Paradossalmente da Venezia cominciano ad arrivare le competenze sancite nell'articolo 15 dello Statuto regionale, importanti, totali, e il territorio bellunese viaggia col freno a mano tirato. Dice il consigliere regionale Sergio Reolon, la provincia è ente di governo del territorio, non espressione del governo centrale, ed è per perorare tale causa che Reolon stamani è stato ricevuto dal ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Graziano Del Rio. Ad accompagnare il consigliere regionale del Partito Democratico i deputati bellunesi Roger De Menec e Gian Claudio Bressa. Sul futuro dell'istituzione provincia, ieri Reolon era stato chiaro. Io sto lavorando perché la provincia sia confermata, possa continuare, sto lavorando con gli amici parlamentari su questo tema. L'incontro con Del Rio è stato interlocutorio, ma certo sono state poste le basi per avviare una discussione non più rinviabile. Il ministro ha condiviso la questione del supercommissariamento e si è impegnato a parlarne al più presto con il ministro dell'Interno, dice Reolon. Quanto al futuro dell'ente provincia, la questione vera è che Belluno non può essere trattata come un'altra qualsiasi provincia d'Italia e si dovrà studiare come poter riconoscere questo dato di fatto, spiega Reolon. L'impegno dei parlamentari bellunesi è di lavorare perché la provincia rimanga ente di area vasta ed elettivo.